feriti in casa ad Abano Terme, restano ancora gravissime le condizioni della donna ricoverata in terapia intensiva. Intanto la procura ha aperto un fascicolo di indagini a carico di ignoti. Incidente mortale lungo la Postumia Trevignano, a perdere la vita Ennio Corazzin, noto geometra della zona. Il sinistro, uno schianto frontale con un'auto guidata da un 24enne. Colpisce la compagna a pugni e la minaccia con le forbici, la donna riesce a scappare e a dare l'allarme, un 51enne padovano bloccato dalle volanti. Trova il figlio in camera con la droga e lo denuncia ai carabinieri che trovano in casa altro stupefacente sostanza da taglio. È accaduto nel Padovano. Violenta aggressione ad un ragazzo di colore da parte di alcuni uomini sul lungolago di Peschiera del Garda, indagini dei carabinieri per ricostruire la vicenda. Liste d'attesa alla giunta Stefani, in trasferta a Villa Beatrice d'Este a Baone, approva una manovra da 44 milioni di euro. I primi 12 serviranno a recuperare 100.000 prestazioni. L'ondata di calore non accenna a diminuire tra malore, blackout e siccità. Il consorzio di bonifica Brenta ottiene dalla regione l'ok per lo svaso anticipato della diga del Corlo. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con l'informazione veneta di Antenna 3. In apertura di questo telegiornale ritorniamo a parlarvi del giallo dei due coniugi trovati gravemente feriti nella loro villetta di via Tito Livio ad Abano Terme. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri. Lei era nuda e incosciente nel letto della taverna, lui in stato confusionale al piano superiore con ferite al volto. Resta il giallo su quanto accaduto in questa villetta di Abano Terme, dove lunedì sera sono stati ritrovati due coniugi, 69 anni lei e 72 lui. A far scattare le indagini il figlio della coppia, che da 2 giorni non aveva notizie dei genitori e per questo si è recato sul posto e ha chiamato i soccorsi. Gravissime le condizioni della donna, colpita da una grave emorragia cerebrale e ricoverata da ieri mattina a Padova in rianimazione. Ancora in stato confusionale l'uomo, che è ricoverato ad Abano Terme, dove non è ancora stato sentito dai carabinieri. Una coppia normale, raccontano i vicini. Erano una coppia affiatata e erano appena anche tornati da una crociera. Io non abito qui, però ho vissuto qui per molti anni e li conoscevo, ecco, mi dispiace, però non so cosa sia successo davvero. La villetta è stata posta sotto sequestro e martedì sono proseguiti per tutto il giorno i rilievi dei carabinieri della scientifica. In via Tito Livio si sono recati anche il PM Sergio Dini e il medico legale. Le ferite sul corpo dei due coniugi sono compatibili con quella che allo stato sembra la ricostruzione più probabile. Un litigio violento tra i due con la donna che avrebbe avuto la peggio. C'era disordine in casa a quanto si apprende, ma non erano presenti segni di scasso, elementi che escluderebbero la pista della rapina. Ci sono da chiarire le cause dell'emorragia cerebrale della 69enne, causata da una caduta accidentale, da una spinta o da un colpo alla testa. Risposte che i carabinieri stanno cercando, sentendo vicini e familiari, in attesa di poter interrogare anche il marito della donna. Un blackout di circa 2 giorni, perché da sabato il figlio non riusciva a sentire i genitori, su cui si sta cercando di fare piena luce. Colpisce la compagna a pugni e la minaccia con le forbici. La donna fortunatamente riesce a scappare e a dare quindi l'allarme. Un 51enne padovano è stato bloccato dalle volanti e allontanato da casa. Presa a pugni in testa dal compagno, poi minacciata con le forbici e la violenta aggressione subita da una donna che fortunatamente è riuscita a scappare ed allertare la polizia. La volante è arrivata in zona Guizza a Padova lunedì sera dopo la chiamata della 49enne che era riuscita ad uscire dalla sua abitazione e a mettersi in salvo. La donna agitata e sotto shock è stata subito soccorsa dai poliziotti, ai quali ha raccontato cosa aveva appena subito. Pochi minuti prima il compagno, durante una lite violenta, infastidito da una risposta della donna, aveva cominciato a colpirla con dei pugni alla testa. Poi l'uomo ha preso le forbici e l'ha minacciata di conficcargliele in testa. La 49enne, approfittando di un momento di distrazione, temendo per la sua incolumità, è riuscita a scappare di casa, ad uscire in strada per chiamare la polizia. Anche il convivente era uscito a cercarla, ma lei non si era fatta trovare. Gli agenti, viste la gravità delle percosse e delle minacce, non appena l'uomo è rientrato in casa, lo hanno portato in questura per gli accertamenti, mentre la 49enne è stata portata in
in pronto soccorso e curata. È emerso che il 51enne era già stato destinatario di 2 provvedimenti di ammonimento del questore di Padova per violenza domestica, adottati nel maggio e nel giugno del 2025. Vista la gravità delle minacce e la violenza dell'aggressione, il pubblico ministero ha disposto per lui la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Al 51enne è stato anche notificato il divieto di avvicinarsi alla donna e di contattarla in qualunque modo. E incidente mortale lungo la Postumia a Trevignano. A perdere la vita Ennio Corazzin, di 65 anni, noto geometra della zona. Viveva e lavorava a Montebelluna, lascia 3 figli e la moglie. Il sinistro, uno schianto frontale con un'auto guidata da un giovane di 24 anni, è avvenuto all'incrocio con via San Sito. Si chiamava Ennio Corazzin, 65 anni, il conducente dell'Audi finita sottosopra, sbalzata a bordo strada dalla Ford Puma, guidata da un 24enne all'incrocio tra via Marzelline e via San Sisto, sulla Postumia a Trevignano. Un incidente che non gli ha lasciato scampo. Ennio, noto geometra della zona, era conosciuto e apprezzato. Con il figlio lavorava nel suo studio di piazzetta Aldo Moro a Montebelluna, paese dove viveva con la famiglia. Stava percorrendo la Postumia con la moglie, il figlio e la nuora incinta. La coppia era andata a prendere i 2 giovani all'aeroporto di Treviso e si stavano dirigendo verso casa. I 3 sono in gravi condizioni, ricoverati tra Montebelluna, Mestre e Treviso. Sono molto sconvolto da quanto è accaduto, anche perché conoscevo molto bene il geometra Corazzin, ho lavorato anche per lui, era una persona stimatissima, un grande dolore ed era veramente un valido professionista. Come ho detto, ho avuto modo di lavorare con lui e anche dal lato amministrativo quando presentava i progetti. Un bellissimo ricordo di una persona veramente affabile e preparata. Scelgono il silenzio nella grande casa che Ennio divideva con i figli. Lo ricordano con poche parole: buono e generoso, una persona splendida, ha detto il genero. Ennio lascia 3 figli, 2 avuti con la moglie e 1 adottato. L'incidente avvenuto intorno alle 21:30. Chi era sul posto parla di una scena agghiacciante. La situazione era tragica, c'erano feriti e purtroppo la persona senza vita e pezzi di auto ovunque. È stato un brutto incidente. Gli inquirenti continuano a indagare sulla dinamica del sinistro, ma secondo le prime ricostruzioni la Ford Puma, che giungeva dalla direzione di Castelfranco con a bordo il 24enne e le 2 coetanee, avrebbe azzardato la curva per svoltare in via San Sisto, schiantandosi frontalmente con l'Audi della famiglia che proveniva da Treviso. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del 24enne e non è escluso che debba anche rispondere di lesioni aggravate. Un incrocio, quello teatro del sinistro, che in passato era già stato al centro di incidenti anche gravi. Solo dell'anno scorso l'entrata di un tir nell'abitazione all'angolo tra via San Sisto e la Postumia. È stato sistemato una ventina d'anni fa dalla provincia. Noi all'epoca avevamo chiesto anche una rotonda, ma non era tecnicamente allora fattibile, però continuano ad esserci tanti incidenti. Queste cose non dovrebbero succedere. Ed è stata una serata di tensione tra la 4 e la Triestina, dove un automobilista ha ignorato per ben 2 volte l'ALT degli agenti e ha anche tentato di investirli durante la fuga. L'uomo ha poi fermato e denunciato, è risultato anche positivo all'alcol test. Notte di tensione tra la 4 e la Triestina, con un automobilista che per 2 volte ha ignorato l'ALT e ha tentato di forzare i controlli, sfiorando anche gli agenti intervenuti. La vicenda è iniziata lungo la carreggiata est dell'autostrada A4 tra Portoguaro e la Tisana. Una pattuglia della Polstrada ha intercettato un Audi e imposto l'ALT, ma il conducente ha reagito accelerando e forzando il posto di blocco, sfiorando un agente. Dopo un primo inseguimento fino alla Tisana, il veicolo è riuscito a dileguarsi. Poco dopo è ricomparso nel territorio di San Michele al Tagliamento, lungo la strada statale 14 Triestina, dove ha perso il controllo, finendo contro un distributore di carburanti nei pressi di Bibione. La fuga è ripresa anche in quel secondo momento. La polizia locale del distretto Veneto Est ha intercettato l'auto e il conducente. Dopo aver finto di collaborare, ha nuovamente tentato di scappare, rischiando di investire un agente. A bloccarlo è stato l'intervento diretto degli operatori, che hanno aperto la portiera del veicolo e interrotto la corsa. Qui l'auto in movimento ha urtato la pattuglia
Puglia, riportando danni lievi. Alla guida un uomo residente nel Bellunese, poi risultato positivo l'alcol test. Nell'abitacolo sono stati trovati un coltello a serramanico e una mazza, ora sequestrati. I 2 agenti invece hanno riportato ferite lievi. L'uomo è stato denunciato per resistenza pubblica ufficiale, lesioni, guida in stato di ebbrezza e possesso di arnesi atti allo scasso. Sull'intera vicenda è stata informata la procura di Pordenone. Violenta aggressione ai danni di un ragazzo di colore da parte di alcuni uomini lungo il lungolago di Peschiera del Garda. Indagano ora i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. La violenza che si scatena all'improvviso, in sottofondo le urla di chi assiste alla scena. Domenica pomeriggio, Peschiera del Garda, passeggiata sul lungolago, all'improvviso 6-7 uomini si scagliano contro un ragazzo di colore. Sono tutti in costume, ciabatte ai piedi, stanno trascorrendo una giornata in spiaggia quando esplode l'aggressione. Nelle prime immagini si vede il giovane avvicinarsi al gruppo. Cosa si dicano in quel frangente non è chiaro. Fatto sta che è a quel punto che scatta la dura reazione. Calci, pugni, qualcuno impugna addirittura delle sedie che vengono scagliate contro il giovane che cerca di proteggersi, inizialmente senza reagire, poi tenta a sua volta di difendersi, cade a terra ma la violenza continua. Alla fine una donna, si vede negli ultimi frame del video, riesce ad allontanare il gruppo e a riportare la calma soccorrendo il ragazzo. Forse una parola di troppo, non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare l'aggressione. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l'accaduto, le cause della violenza e soprattutto risalire i responsabili. E il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, pronto a denunciare gli haters che sui social si sono resi protagonisti di pesanti insulti razzisti contro un matrimonio misto. È quasi pronto il faldone che Andrea Saccarola, sindaco di Martellago, si appresta a consegnare ai carabinieri e alla polizia postale. Nel dossier sarebbero raccolti nomi, cognomi e commenti delle centinaia di utenti che sui social hanno rivolto insulti volgari e offensivi a una coppia di sposi unita in matrimonio lo scorso fine settimana. La vicenda è esplosa dopo che il primo cittadino sabato scorso aveva celebrato un matrimonio misto e pubblicato una fotografia della cerimonia sulla propria pagina Facebook. In poche ore il post è stato preso di mira da numerosi commenti dal contenuto discriminatorio. Indignazione e polemiche dopo la pioggia di insulti sessisti e razzisti sotto al post del sindaco di Martellago, Andrea Saccarola. Sindaco cui nel frattempo sono arrivati anche quasi 1 migliaio di messaggi di solidarietà, tra questi anche quello dell'assessore veneziana Paola Mar. Tutti, di fronte alla raffica di quelle offensive rivolte agli sposi, hanno espresso ferma condanna per quanto accaduto, sostenendo il sindaco nel segnalare alle autorità competenti gli autori dei contenuti ritenuti più gravi. Nella nostra comunità non c'è spazio per l'odio, il razzismo e ogni forma di discriminazione, ha ribadito il sindaco, deciso ad andare fino in fondo per tutelare la dignità della coppia e affermare i valori del rispetto e dell'inclusione. Nei prossimi giorni il materiale raccolto sarà trasmesso agli investigatori che valuteranno eventuali responsabilità e possibili profili di rilevanza penale dei commenti pubblicati online. Ci spostiamo ora a Mestrino, in provincia di Padova, dove un padre ha trovato il figlio in camera con la droga e lo ha denunciato ai carabinieri, che hanno trovato a loro volta altro stupefacente. Sono il papà di un ragazzo di 17 anni, gli ho trovato della droga, venite. Sono parole simili a queste, quelle raccolte dai carabinieri della stazione di Mestrino sabato pomeriggio. All'altro capo del filo, il genitore che era appena stato aggredito dal ragazzo dopo che lo aveva sorpreso in camera da letto con della droga di cui aveva tentato di disfarsi lanciandola dalla finestra. Immediato l'intervento della pattuglia che ha bloccato e riportato alla calma il 17enne. Nell'involucro lanciato c'erano 35 grammi di hashish. Un'accurata perquisizione ha permesso di trovare nascosti in una cassaforte un bilancino di precisione, un coltello con tracce di droga e il materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
25 bambini, presunte vittime, immagini delle telecamere e numerose segnalazioni dei genitori. La Procura di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio per l'educatrice di un asilo nido privato di Cornedo, arrestata lo scorso novembre. A meno di un anno dall'arresto per i presunti maltrattamenti nei confronti dei bambini dell'asilo che doveva accudire, la maestra Alice Peruzzi potrà difendersi in tribunale. Il giudice ha stabilito che si terrà all'inizio di ottobre l'udienza preliminare per la maestra di 35 anni di Monte di Malo, accusata di aver maltrattato i bambini di un asilo nido privato di Cornedo Vicentino. La Procura Berica ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'educatrice, arrestata dai carabinieri il 5 novembre scorso dopo un'indagine coordinata dal PM Cristina Menegoni. Secondo l'accusa sono 25 i piccoli coinvolti, tutti di età compresa tra i pochi mesi e i 3 anni. L'inchiesta era partita dalle segnalazioni di alcuni genitori che avevano notato comportamenti insoliti nei figli e, in alcuni casi, strani segni sul corpo dei bambini. Determinanti per gli investigatori sono le immagini registrate dalle telecamere installate dai carabinieri nella struttura su ordine della magistratura, filmati che, secondo gli inquirenti, documentano i maltrattamenti ripetuti. Dopo l'arresto in differita, Peruzzi, che è difesa dall'avvocato Diego Giraldo di Padova, era stata messa ai domiciliari e subito dopo il GIP aveva sostituito la misura con l'obbligo di dimora a Monte di Malo. Molte delle famiglie dei bambini coinvolti sono già pronte a costituirsi parte civile. Gli avvocati presenteranno le proprie richieste all'udienza preliminare, dove il procedimento potrebbe già concludersi con il patteggiamento o con il rito abbreviato. E un'altra notizia dell'ultima ora: c'è stato un incendio in un campo di grano nel Rodigino. I vigili del fuoco di Adria sono infatti intervenuti oggi pomeriggio a Taglio di Po per un incendio che ha interessato circa 30 ettari di un campo di grano in via Veneto. Sul posto sono arrivati con un'autobotte da Mestre e l'Unimog da Rovigo. Data l'estensione delle fiamme, si è reso necessario l'intervento anche dell'elicottero del reparto volo di Venezia. Risultano tuttora in corso le operazioni di spegnimento, non ci sono fortunatamente persone coinvolte. Lasciamo ora la cronaca per parlare di liste d'attesa, perché la giunta Stefani, in trasferta a Villa Beatrice d'Este a Baone, approva una manovra da 44 milioni di euro. I primi 12 serviranno a recuperare 100.000 prestazioni. Andremo a ridurre ovviamente le liste d'attesa con 12 milioni, poi erogheremo in un secondo momento altri 32 milioni, 32-33 milioni che destineremo all'acquisto di materiale tecnologico. Quindi favorevoli, tutti, approvata. Mi raccomando la montagna, Presidente. Bene. È una sorta di promemoria quella del bellunese Dario Bond nel giorno in cui la giunta regionale in trasferta a Villa Beatrice d'Este a Baone approva la delibera per l'abbattimento delle liste d'attesa. Sul tavolo c'è dunque la prima tranche da 12 milioni di euro da utilizzare nell'immediato. Riguarderanno mediamente circa 100.000 prestazioni che oggi sono in lista d'attesa e che ovviamente grazie a questa delibera avranno uno sprint. Si tratterà quindi anche e soprattutto principalmente di prestazioni aggiuntive che verranno erogate all'interno ovviamente delle nostre strutture ospedaliere. Verranno distribuite ovviamente sulla base degli indicatori delle liste d'attesa, cercheremo ovviamente di fronteggiare le situazioni di maggiore criticità. Si può sempre migliorare. E questo, aggiunge Stefani, nonostante i dati Agenas confermino il Veneto prima regione in Italia nella gestione delle liste d'attesa, con alcuni indicatori dati in miglioramento, ma i fabbisogni di salute con una popolazione sempre più anziana sono in continuo aumento. La manovra dell'esecutivo regionale approvata a Baone vale 44 milioni di euro, articolandosi in più fasi. Tutto quello che noi possiamo destinare alla riduzione della lista d'attesa dobbiamo destinarlo. Ricordiamo che oltre a questi 12 milioni ce ne saranno altri 32 che invece sono destinati all'acquisto principalmente di tecnologia e quindi di strumentazione che potremmo destinare anche alle case di comunità e che ovviamente
avranno un effetto diretto anche sulla riduzione delle liste d'attesa, perché ovviamente strumentazioni e investimenti in tecnologia aiutano a ridurre le liste d'attesa, aiutano a garantire anche una migliore performance delle realtà ambulatoriali, perché la salute è un diritto fondamentale dei cittadini. E proprio a Villa Beatrice d'Este a Baone è stato annunciato anche il nuovo presidente del Parco Colli e la delega per il rilancio dell'area delle terme e del parco. Il presidente del Parco Colli sarà Mauro dell'Università, ci sarà anche un vicepresidente che sarà Mattia Montemezzo e su questo ovviamente faremo un lavoro di squadra insieme a tutto il direttivo, insieme a tutta la comunità del parco, insieme a tutti i sindaci. Io rimarco l'importanza della collaborazione con gli amministratori locali e con i sindaci di questo territorio. La prima delle giunte itineranti previste in ogni provincia del Veneto nel cuore dei Colli Euganei a Villa Beatrice d'Este, una scelta non casuale perché da qui il presidente Alberto Stefani ha annunciato la nuova governance dell'ente Parco Colli. Il nuovo presidente è il sindaco di Vo, Mauro dell'Università, e come vice il vice sindaco di Rovolon, Mattia Montemezzo. La realtà dei Colli va tutelata e valorizzata, ha ribadito Stefani, che a Villa Beatrice d'Este ha incontrato non solo i sindaci ma anche i produttori del territorio, brindando insieme alla sua giunta con un calice di Serprino. E proprio in questa direzione il presidente ha annunciato la decisione di aver destinato la delega specifica al marketing territoriale dei Colli Euganei all'assessore regionale Filippo Giacinti. Il polo termale più grande d'Europa, bisogno assolutamente di un rilancio, e questa cornice fantastica, naturalistica, deve essere sempre più conosciuta e valorizzata nel mondo. Bisognerà sentire tutti i protagonisti di questo territorio, dagli sindaci, gli enti locali, le organizzazioni di gestione della destinazione, la fondazione e tutti coloro che contribuiscono in questo territorio a renderlo così grande. Ed è arrivato in Veneto con l'8ª tappa il progetto di Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria per lo sviluppo delle imprese del territorio. Un nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Veneto e risposte efficaci alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra istituzioni e territori. Sono gli obiettivi del roadshow di CDP e Confindustria insieme per il futuro delle imprese, che ha fatto tappa a Venezia dopo Roma, Cagliari, Bologna, Firenze, Bari, Torino e Napoli. Dobbiamo lavorare perché le imprese devono fare quel salto che oggi lo richiede il mercato, quindi di crescita, di anche rafforzare patrimonialmente le aziende, perché solo così si riesce ad affrontare quegli investimenti legati all'innovazione che oggi sono richiesti. Lo scenario internazionale non aiuta, ma il mondo imprenditoriale veneto è pronto a rimboccarsi le maniche. Sono tutte situazioni che preoccupano, che non ci consentono di stare tranquilli, per cui ancora una volta dobbiamo pensare a uno sviluppo delle nostre imprese che sia pronto ad adattarsi a questo tipo di difficoltà. Non parlo solamente della famosa resilienza delle nostre imprese, che è una caratteristica che tutti ci riconoscono, ma anche appunto di prepararsi, anticorpi, prepararsi per poter proseguire la nostra strada. Io credo che l'opportunità che ci dà oggi CDP sia, come dicevo prima di fronte al pubblico, un volano che mette in movimento dei meccanismi virtuosi che sono comunque necessari. Le imprese hanno colto la peculiarità della Cassa come istituzione che sta sul mercato, che quindi dialoga con chi compete sul mercato, e questa è una delle grandi novità che ha caratterizzato la Cassa, la cui origine era più legata al servizio alle pubbliche amministrazioni e alle infrastrutture. La tappa veneziana è stata l'occasione per rafforzare il dialogo e l'interazione con le aziende del territorio veneto, con lo scopo di sostenere le priorità strategiche della regione e del paese, guardando a specifiche aree di intervento definite dall'accordo firmato a Roma dal presidente di Confindustria e dall'amministratore delegato di Cassa Depositi. Cassa Depositi negli ultimi 4 anni ha sostenuto oltre 13.500 imprese venete,
con circa 5,6 miliardi di euro e ha sostenuto 250 amministrazioni locali. Cassa si è evoluta, le necessità delle imprese anche sono cambiate visto lo scenario geopolitico internazionale. Oggi spieghiamo quello che Cassa può fare anche per le imprese piccole o medio-piccole, perché abbiamo modificato il nostro modo di lavorare e possiamo finanziare in maniera diretta anche queste imprese. E in più possiamo lavorare in maniera sistemica aiutando le imprese venete, che da sempre hanno una forte vocazione all'export, ad essere ancora più presenti sui mercati internazionali. L'ondata di calore non accenna a diminuire. Sul fronte della siccità la situazione è critica. Il Consorzio di Bonifica Brenta ottiene dalla Regione l'ok per lo svaso anticipato della diga del Corlo, ma questo non è sufficiente per evitare sospensioni e slittamenti dei turni irrigui in alcuni canali. L'ondata di caldo non accenna a diminuire e sul fronte siccità la situazione è critica, come ci spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, Martino Cerantola. Siamo in una situazione effettivamente critica, anche perché corrisponde con il pieno dell'irrigazione, visto e considerato che la stagione è in 15 giorni anticipata per quello che riguarda la stagione agraria, e di conseguenza è il momento dove ci vuole necessità di utilizzo del più acqua possibile. Il calo della portata del fiume Brenta, la sofferenza dell'apporto idrico, delle risorgive, le precipitazioni non significative stanno mettendo in ginocchio il sistema con condizioni definite di allarme. Pochi giorni la situazione è precipitata, quindi abbiamo cercato di gestire con la meno acqua che c'era la situazione in campo irriguo con grossi sacrifici, dopodiché abbiamo chiesto alla Regione di poter anticipare lo svaso del lago del Corlo, che normalmente si fa dal 1° luglio di ogni anno in base ai rapporti storici che abbiamo con l'Enel, e ci è stato concesso, quindi da quel momento abbiamo preso un po' di sollievo. Nonostante lo svaso anticipato, il Consorzio è comunque costretto ad attuare la sospensione o lo slittamento dei turni irrigui di alcuni canali derivati dalle rogge Contarina e Moneghina Bassa. Se consideriamo che a regime, se non ci fosse acqua sufficiente nel Brenta e dobbiamo utilizzare tutta quella del Corlo, in 20 giorni termineremo la disponibilità, per cui ci deve essere una forte attenzione, e c'è da parte del Consorzio, nel monitorare e nel gestire effettivamente la quantità a seconda delle necessità. E soprattutto si dovrà pensare a delle soluzioni strutturali. Il Consorzio di Bonifica Brenta propone la realizzazione di bacini di piccole dimensioni, attività di ricarica delle falde, oltre allo sghiaiamento dei bacini artificiali, come ad esempio il Corlo, che per un quarto è invaso da materiale ghiaioso che, se fosse tolto, libererebbe spazio per altri 10 milioni di metri cubi d'acqua. E a proposito dell'ondata di calore, a Quinto di Treviso c'è stato un blackout per la fusione di una centralina sovraccaricata. Lo stop all'erogazione dell'elettricità interrompe il lavoro della farmacia sulla via Noalese. Disagi per utenti e residenti nella Morsa del Caldo. Per noi farmacie non è possibile la chiusura parziale, dobbiamo necessariamente chiudere tutto il giorno. Allora abbiamo scelto di tenere aperto per non gravare ulteriormente sulle difficoltà di servizio nel mattino. Pomeriggio siamo qui senza poter praticamente fare nulla. Le luci spente, il POS che non funziona, l'impossibilità di accedere a servizi telematici e ricette elettroniche, ma anche di emettere scontrini. È vuota la farmacia di via Noalese a Quinto di Treviso, costretta a tenere aperto dopo gli avvisi di una chiusura anticipata a causa di un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per un guasto a una centralina poco distante. Il caldo estremo di questi giorni ha infatti portato al sovraccarico del gruppo elettrogeno che con il calore è scoppiato. Un guasto non nuovo nella zona, ma questa volta la manutenzione non è bastata. I tecnici di Enel sono dovuti intervenire per sostituire la centralina con una nuova e più potente. Blackout arrivato lunedì sera e durato dalle 18 all'1 di notte. Nelle scorse ore l'ennesima interruzione dovuta ai lavori in corso. Molti i disagi per le circa 100 abitazioni coinvolte che con il caldo non hanno la possibilità di accendere
mettere ventilatori o condizionatori, ma anche per le attività come la farmacia. Siamo stati avvisati che ci sarebbe stata l'interruzione alle 14:30, in realtà si è fermato tutto all'1:10, questo è stato un ulteriore disagio. Abbiamo dei gruppi di continuità, ma servono più per sbalzi di corrente, cose brevi, non per interruzioni così prolungate. Sono tutti un po' stupiti perché un'idea di un sovraccarico, di un problema di un sovraccarico ci può stare. Quello che si rimane un po' perplessi è che in questa zona non è la prima volta che succede, cioè già in questi anni abbiamo visto diverse volte delle interruzioni, non piccoli sbalzi, anche interruzioni per un'ora e mezza, 2, insomma, che cominciano a essere problematiche sia magari per un'attività ma anche per un anziano, un grande anziano che rimane a 38 gradi, sì, non è che sia proprio il massimo per la sua salute. Le giornate sono le peggiori per essere senza condizionatore elettrico. C'è da dire che Enel era intervenuta già lunedì per mettere uno temporaneo e quindi, perché già lunedì c'erano stati dei distacchi, faranno la sostituzione con quello definitivo, più nuovo, più potente, che dovrebbe perlomeno sopportare meglio le temperature. E questa era anche l'ultima notizia di oggi. Dopo la sigla, le previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.